lo so. Allora, siamo tornati in onda, voglio chiedere conferma dalla regia se abbiamo una telefonata, perché c'erano diverse telefonate in attesa. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, da dove chiama? Sì, buonasera Giuseppe da Belluno. Sì, prego. Io sono un agente di commercio, giro tutto il nord-est, lavoro con le piccole e medie imprese, tutta gente che produce ricchezza. Allora io vorrei che i politici girassero per le aziende, dal contadino, dall'autotrasportatore, dal macellaio, per capire come funziona il mondo, perché loro non si rendono conto di quello che sta succedendo. Ha perfettamente Le ragione. spiego. Allora, per quello che riguarda il lavoro, che sento tutti che dicono manca lavoro, manca lavoro, manca lavoro, Non è vero. io ho dei clienti che io girando per le piccole e medie imprese, trovo indiani, rumeni, albanesi. Possibile che gli italiani non vogliano fare questi lavori? Poi vi racconto un'altra cosa. In Trentino, un'azienda, qui è anche colpa dei sindacati, in Trentino un'azienda ha chiuso, ha lasciato a casa 200 persone, 3 anni in cassa integrazione, quindi ci sono 200 persone che per 3 anni percepiscono uno stipendio, nelle vallate per la raccolta delle mele prendono della gente dell'est E la paga? che rimangono qui 101 giorni e poi ritornano in Romania con la disoccupazione italiana. Ma capite che questo sistema non può funzionare più. Poi vorrei parlare anche di un'altra cosa, che per me il prossimo anno la disoccupazione esploderà. Allora, questi politici, adesso l'ultima manovra che hanno fatto per l'assunzione, per gli sgravi fiscali per le assunzioni, sapete chi ne beneficia? I grandi gruppi industriali, Coop, Famila, McDonald's, Ikea. Quindi Ikea assumerà 100 persone facendo chiudere 10 negozi che ne lasceranno a casa 150. Cioè, questo è un sistema che non può più funzionare, perché nel mio paese c'è un panificio, che adesso sta chiudendo, a 100 metri la Lidl ha aperto il panificio. Allora, questo negoziante avrebbe fatto la benzina qui, si sarebbe comprato la casa qui, avrebbe fatto girare un'economia qui. Il gruppo Lidl, ma chi è il titolare? Ma chi è il padrone? Ma dove vanno i soldi? Ma lo capite che è un sistema che non può funzionare, porta via ricchezza dall'Italia? La redistribuzione del reddito. Non pagano mai niente. Io ho dei clienti che hanno 10 camion che chiudono tutti. Ci sono degli autotrasportatori che hanno 1000 camion che non hanno mai pagato niente, e la provincia interviene perché sono in difficoltà, ci sono licenziamenti. Allora la mia domanda è, ma chi è che fa girare di più l'economia? 100 clienti da 10 camion o uno solo da 1000 camion? Questa è, Certo. noi stiamo andando al contrario. Adesso guardate che in autostrada voi non fate caso perché i politici sono fuori dalla realtà. Non ci sono più camion con targa italiana. Ma lo capite che la benzina, il gasolio lo fanno all'estero, i contributi li pagano all'estero, i rumeni che girano in Italia non vanno neanche al ristorante a mangiare, parcheggiano il camion sul piazzale certo. del ristorante, tirano fuori la ciambella, si scaldano il mangiare e vanno dentro al ristorante a fare i bisogni. Capite che questo sistema non può funzionare. Certo, chiarissimo. Bisogna cambiare registro. Grazie del suo contributo, grazie molte. Passo a lei, signor Sindaca, la risposta anche al telespettatore, poi si ricollega. In realtà magari avere una risposta per queste osservazioni assolutamente vere, perché bacchette magiche non ne abbiamo. Io sono una umile sindaca di un paese, di Quarto d'Altino, però devo dire che io li incontro, gli imprenditori, li vado proprio a trovare il venerdì di solito e poi ovviamente il paese lo conosco, lo vivo direttamente ed è sicuramente una situazione difficile e anch'io sono d'accordo che per certi aspetti l'anno prossimo rischia di essere più preoccupante proprio per le piccole e le piccolissime attività economiche del nostro territorio. Però la sfida è proprio questa, cioè riuscire a creare delle condizioni per cui chi fa impresa in Veneto, in Italia, riesce a farla, a sopravvivere e anzi a competere in questa sfida che è globale.
perché non possiamo per decreto o per ordinanza sindacale impedire che arrivino i camion dalla Romania o impedire la globalizzazione. Dobbiamo fare però in che modo, avessero un po' più di amor proprio i nostri governanti, magari meno assecondati. Dovrebbero riuscire a fare quelle riforme che permettono a chi fa impresa di riuscire a essere competitivo. Scusi, però, come farlo? Con le riforme, quelle importanti. Oltre la moneta unica, ridisegniamo un attimino le stesse regole per tutti quanti nell'Europa. Sì. Non ci si può finanziare noi all'8% e la Germania al 2%, non ci sono le stesse opportunità, non c'è la stessa giustizia, non c'è la stessa fiscalità. Questo è il tema delle riforme, in Germania, quelle importanti. Un imprenditore sa se ha vinto la causa o l'ha persa e se può prendere i suoi soldi. Qui la giustizia dura 10 anni. Ci sono anche altri temi. Ci sono regole diverse, disomogenee in tutta Europa, c'è solo l'Europa Unita che ha la moneta che non è uguale per tutti perché non ha lo stesso valore per tutti quanti. Però sul tema dei lavoratori io vorrei anche dire che è vero che in tante aziende vediamo lavoratori stranieri, però io vi posso raccontare per esempio l'esperienza della Pixart Printing di Quarto d'Altino. Mi raccontavano che è vero che fino al 2007-2008, finché non c'era la crisi, non trovavano lavoratori italiani operai disponibili a fare i turni di notte. Questo fino a 4-5 anni fa però adesso non è più vero. Adesso c'è la coda per andare per portare il curriculum. Per cui la situazione è diversa, è drammaticamente diversa rispetto a quegli anni. È chiaro che se quei lavoratori sono stati assunti non è che li licenziano per assumere qualcun altro, perché evidentemente sono anche bravi e stanno facendo bene il loro mestiere. Però io volevo anche raccontare, quindi questo per dire che ci vogliono quelle riforme che spetta al governo farle, al governo di Roma e anche al governo regionale, perché la programmazione dei centri commerciali è materia regionale, quindi ad ognuno le proprie responsabilità, e quindi ci vogliono quelle norme. Io ripeto, come sindaca, di fronte a questa ondata di emergenza del lavoro, a queste difficoltà degli imprenditori, come sto cercando di reagire, perché stare a piangersi addosso, a lamentarsi o a imprecare col governo centrale o veneziano porta poco poi a favore dei nostri lavoratori. Neanche dire che va tutto bene, e mi sembra che non lo sto dicendo. Eccola qua. Lei era rimasta, intanto raccontiamo questa storia. Poi l'ora è tardi, i bambini vanno a letto e la fiamma deve... È una storia che non è ancora finita, che sta ancora andando avanti, ma che è una storia originale, perché sono stati originali i lavoratori e le istituzioni in questa battaglia che ha portato a guadagnare tempo rispetto alle decisioni della multinazionale. Grazie, arrivederci. Grazie. E a guadagnare anche soldi, perché la battaglia serve per guadagnare tempo, per guadagnare soldi e per avviare iniziative nuove per portare a soluzioni. Ma lei era appunto, lei si trovava nel consesso a questo punto di questi vari azionisti, quindi che tipo di intervento avete fatto? Beh, lì un intervento, come dicevo, a richiamare la responsabilità sociale, cioè non può... E questo l'abbiamo ottenuto, nel senso che grazie anche al lavoro straordinario dei lavoratori e dei sindacati si è arrivati ad ottenere che cosa? Che a guadagnare tempo rispetto alle previsioni della multinazionale e a dare ai lavoratori una dote che consiste in 24.000 euro per ogni lavoratore, ma strutturata in maniera originale, cioè di questi soldi il 60% andrà all'imprenditore che li riassume e che investe nel sito produttivo, il 40% al lavoratore. Se invece sarà un imprenditore di un altro territorio, questa percentuale si inverte, al lavoratore andrà il 60% e all'imprenditore il 40%. Per essere concreti, se ci fosse un imprenditore che decide di investire a Quarto d'Altino e ad assumere i 57 lavoratori lasciati dagli svedesi a casa, sa che si porta a casa una dote che può arrivare fino ad 820.000 euro. Ma chi è che li paga questi soldi? Questi sono i soldi dell'azienda, che sono i dati ai lavoratori, in capo ad ogni lavoratore,
all'imprenditore che li riassume e al lavoratore nelle due percentuali. Questo è un meccanismo virtuoso ed è una cosa un po' nuova, perché tante volte il lavoratore pensa di portare a casa l'indennità tutta per sé, ma poi in realtà i soldi finiscono. La cosa importante è sinceramente, il la lavoro. vedi fattibile in Italia? La vedo fattibile, tanto che io ho già sono avuto... i presupposti, la maturità politica. Ma questo non è solo, è solo uno degli aspetti. Quello che stiamo creando è questo protocollo, chiamiamolo questo promozione del territorio di Quarto d'Altino per chi voglia fare impresa, perché noi difendiamo i lavoratori, ma dobbiamo creare le condizioni per generare il lavoro, quindi sostenere chi fa impresa. In che modo? Come comune noi garantiamo corruzione zero, burocrazia sostenibile per chi venga a Quarto d'Altino a fare impresa. Significa procedure agevolate e veloci, per esempio le varianti. Citavo prima la Pixart che sta crescendo, sta assumendo 100 nuovi lavoratori nel prossimo anno, in 21 giorni gli abbiamo dato il permesso per ampliare il capannale. Queste sono cose concrete che servono agli imprenditori. Però garantire corruzione zero. Credo che qua devono sia altrettante. Questo nel nostro comune, un attimo solo che un'altra telefonata perché sta aspettando. Pronto? In un comune. Pronto? Comuni piccoli ce la fanno. Pronto, buonasera, chi è in linea? Mi chiamo Carlo dalla provincia di Ferrara. Sì, signor Carlo, dica. Dunque la mia non è demagogia, Allora noi non possiamo più permetterci di tenere tutti questi stranieri in Italia, ci stanno rovinando la nostra economia, l'Europa ci lascia da soli ad affrontare il problema dell'immigrazione, non possiamo più permetterci di tenerli. Io sono disoccupato come tanti altri, ci stiamo arrabbiando veramente, cari politici e cari giornalisti, che non fate nulla neanche voi per denunciare questo problema, ok? Ci stanno portando via tutto. Lo spreco più grande dell'Italia sono tutti questi stranieri che dobbiamo mantenere noi, cosicché il governo, l'Italia deve spendere milioni e milioni di euro, deve aumentare le tasse e cosa succede? Le aziende non ce la fanno più e chiudono. Addirittura questo governo ha speso tutti quei soldi per quelle navi che hanno mandato là per difenderli, per fare in modo che non annechino, e sono soldi che mette fuori l'Italia. Cosa ne pensate? Io voglio delle risposte da voi stavolta. Grazie. Visto che cercate sempre di sviare le risposte. Rispondetemi. Grazie del suo intervento. Adesso vediamo. Grazie, buonasera. Grazie del suo intervento. Lavoro. Sì. Sul lavoro cosa stiamo facendo? Quindi volevo finire di raccontare questo tentativo che stiamo facendo un po' nuovo per trovare soluzione a questa vicenda. Quindi ognuno di noi, soggetti coinvolti in questa partita, stiamo facendo qualcosa e mettendo insieme tutto questo qualcosa viene fuori una proposta che rende questo territorio più interessante forse di altri, più accattivante per poter fare impresa. Raccontavo del comune, quindi di questo percorso a burocrazia sostenibile, a corruzione zero, oppure anche la possibilità che la Regione Veneto ha dato di percorsi di riqualificazione per i lavoratori, in modo tale che l'imprenditore che subentri possa sapere di poter contare su un percorso di formazione. Ma questa viene pubblicizzata sta cosa qua? Perché adesso lei la sta raccontando, ma chi la l'accordo sa? il 31 ottobre. Quindi è recentissimo e ancora non lo sa. Verrà pubblicizzata. Verrà pubblicizzata opportunamente. Esatto, e stiamo lavorando perché anche magari Bruno Cesaro non si sa mai che si spiega. perché è una cosa originale. Per esempio Veneto Sviluppo, la finanziaria, può entrare nel capitale sociale di minoranza delle imprese che abbiano un piano di sviluppo industriale sostenibile, ovviamente, non a fondo perduto, no? con una logica di ritorno. Confindustria fa la sua parte perché con tutti i suoi associati, non solo veneziani ma di tutta la rete che ha, promuove questo tipo di opportunità in modo tale da fare questa attività di scouting, di marketing territoriale, chiamiamola così. E lo stesso i sindacati hanno già dichiarato la loro disponibilità a ragionare su una contrattazione, su una concertazione che possa favorire lo sviluppo di questa iniziativa. L'iniziativa è lodevole, però se non viene dall'alto, se non partono da Roma queste iniziative, rimangono delle iniziative lodevoli che non servono a nulla. Allora io le devo dire che già 2 imprese ci hanno qualcosa contattato, bisogna fare comunque, quindi vuol dire che noi... La deve partire da Roma.
dai nostri deputati, da chi ci governa. La prima cosa che bisogna fare è una solo. Bisogna fare la pubblicità come fanno gli altri paesi. Bisogna riprendersi cambiare la legge elettorale. Bisogna riprendersi gli imprenditori. Qui non perché gli imprenditori italiani non sono più in Italia. Da politici che vengono messi dalle segreterie dei partiti. C'è un clientelismo enorme, bisogna per forza cambiare. Ma lì non si potrà fare niente, lì non si potrà mai fare niente. Perché se no sì, non ne usciamo fuori. Scusami, però guarda che quando non so se sei d'accordo. la croce sul nome. Non è che cambiava posso molto. Dirti, Fiorito lo conosci, sì, Erbatman ha preso 27.000 preferenze, non è stato a nominato Ferentia, a nessuna segreteria. L'hanno votato i laziali, capisci? L'hanno votato i laziali, sono trovati con uno che gli ha mangiato anche il pane sul tavolo. Però voglio dire, se aveva le preferenze, secondo me non è tanto il sistema elettorale, che sicuramente sarebbe giusto che noi potessimo scegliere, se io dovessi votare il Partito Devi Democratico. Devi rispondere al territorio, Cesaro, devi rispondere al territorio. Non la voterei comunque, però anche ci sarebbe la possibilità di quando va per strada, poi lei deve rispondere ai suoi cittadini, no? Sì, ma una volta. Se invece sono sicuro che mi rimettono a fare il senatore. Ma fino a 7 anni fa, 8 anni fa, sì, era così. Ma non è cambiato nulla. Quando Prodi, che era a capo di un governo con parlamentari scelti da noi, andò in Cina, voi vi ricordate cosa disse Prodi? Prodi, se io fossi un imprenditore investirei qui. E poi ci lamentiamo se non abbiamo più industria in Italia, ma se il nostro principale uomo politico, a quel tempo Prodi era Presidente del Consiglio, andava lì a dire io farei le fabbriche qui. L'ha fatto anche Berlusconi comunque. Ma io non parlo di... Andate a investire in Romania. Ma il viaggio di Prodi in Cina, appunto, a me non me ne frega niente. Ma dai. Che non c'è una politica industriale in questo paese da 30 anni. Tu parlavi prima di Cofferati che ha fatto la manifestazione. Ho fatto l'esempio. Finito di fare il sindacalista, ha fatto il sindaco di Bologna. Cioè l'altro invece finito di fare il sindacalista fa il presidente, aveva fatto il presidente del Senato, l'altro il ministro, il parlamentare europeo. No, chiarissimo. Un attimo solo che abbiamo affidarci ai sindacati in Italia. I sindacati sono complici di questo disastro. Bisogna essere onesti. In un paese normale con una situazione di dramma del genere, i sindacati sarebbero in piazza tutti i giorni, invece stanno zitti. Perché no, non lo fanno perché non sono più i sindacati dei lavoratori, sono i sindacati dei pensionati, i sindacati dei CAF, i sindacati dei 7,30, i sindacati delle dichiarazioni dei redditi. I sindacati sono un'altra cosa. Vediamo se c'è una telefonata. Pronto? Sindacalista, non la gente qua che fa solo i propri Pronto? I sindacati. Ma se un attimo solo che abbiamo una telefonata. Da dove chiama? Buonasera. Sì, chiamo provincia di Venezia, buonasera. Buonasera, dica. Niente, intanto volevo salutare tutti e salutare anche il nostro amico qua Bruno Cesaro. E volevo portare un piccolo esempio sulla mia attività, c'è una piccola attività di impiantistica dove c'è tutti i bei discorsi di ripresa, di ripartire, di investire, dove mi trovo che per sopravvivere, non per guadagnare, la mia attività, cioè se io faccio un piccolo esempio stupido, se io vado a fare un piccolo lavoro, faccio un'abitazione e vado via per non guadagnare a 30 euro all'ora, 2 operai su un'abitazione, 8 ore all'uno, 8 per 3, 8, 16, 24, 240 euro, siamo a 480 euro al giorno più IVA, 500 euro, adesso Cesaro bravo a fare i conti, mi può aiutare, cioè dove dobbiamo andare? Io vado a fare lavoro a casa sua di un operaio, sto là un giorno in 2, cosa riesce a fare in un giorno e devo chiedere 511 euro senza materiale. Ma dove vogliamo andare? Dove? Quanti bei discorsi fatti per niente. Se vado 2 giorni, spento un po' di materiale, qualcos'altro, vado all'operaio che tira 1200 euro e dico dammi la tua busta paga per 2 giorni di lavoro. Ma sono già bravo a far e mi accusano di essere qualcuno fiscale. Ma guarda, stiamo spendendo anche i soldi dell'elettricità per la televisione inutilmente. Se no siamo in piedi tutti insieme, come dice il nostro caro Cesaro, e facciamo qualcosa di serio, bellissimi discorsi anche della nostra la signora, quella del sindaca del Quarto d'Altino, Silvia Conte. Riguardo Altino, non è neanche i soldi per prendere il biglietto d'aereo per fare una protesta del genere, cioè è tutto finito ormai. Siamo dove sono rumeni che lavorano, quando c'è il tempo di fare l'IVA, strappano tutto, buttano via tutto.
siamo alla È la fine, verità, Grazie della sua testimonianza. Grazie. È un po' anche vero, cioè voglio dire, perché prima quel signore di Belluno che chiamava e diceva che ci sono solo camion stranieri. Cioè, io lavoro, posso dire, lavoro con i camion, io per cui conosco un po' il settore. Ma funziona così, un trasportatore italiano se non è in regola anche se ha 1 millimetro in meno di battistrada gli tolgono la licenza. Sti qua arrivano senza fanali, senza assicurazioni, senza niente. Li ferma la polizia locale di Quarto del Tino. Ma che passano a Quarto Altino i Passano, abbiamo il passante, ma tutti, a parte che siete il più bel paese del Veneto, però che tutti i trasportatori dell'est Europa vengano a Quarto Altino a fare un giro in piazza del municipio. Tutti lì passano. Li mettiamo Tutti adesso i nostri agenti. Per quello arrivano tardi da me, perché passano da lei poi con lei vanno a Stoccolma e non li vedo più i camion. Non è una battuta, adesso la polizia locale del comune di Quarto d'Altino va a Trieste a fermarli. Abbiamo il passante, fermiamo anche i tir e facciamo i controlli anche Lei sui posso tir. dire una cosa, signora? Anche perché guadagniamo 5.000 euro a volta se non sono regolari. Quindi che poi non le pagano. Se le pagano, le pagano sull'unghia i romeni, se no non ripartono. In Italia ripartono. Ma guardi, ma con i voi, ma che caspita avete? Sta scherzando? Cioè, voglio dire, adesso no, vabbè, ma voglio dire, con tutto rispetto, in Austria, sa come funziona? Che se un camion non è in regola con tutto, gli mettono le ganasce in autostrada. Sa cosa sono le ganasce, no? In Italia gli dicono, come documenti, cose, gli fanno il verbale e lo mandano via. Come i fogli di via, la stessa cosa. Mi perdonerà. I fogli di via è la stessa cosa. In Germania, quando uno gli danno il foglio di via, lo accompagnano alla frontiera, lo mettono su un aereo e lo mandano via. E se ritorna lo mettono in carcere. In Italia il foglio di via sa cos'è? Lei lo sa perché è un sindaco, una sindaca. Sì, non li faccio io i fogli. Vabbè, ma non importa, li farà il prefetto, li farà il questore, chi li fa? Glielo danno in mano. E quel foglio di carta fa quello che faceva Totò in quel film famoso, se ricorda, quel colonnello tedesco. Lei le do carta bianca e lei con la carta bianca Moscheni, una battuta che prendiamo in pubblicità. Voglio rispondere a Cesaro per quanto riguarda il viaggio di Prodi in Cina. Lei se lo ricorda lei? Sì, mi ricordo bene, ho anche notizie un pochino più approfondite di quelle vabbè, che io ma è giusto che guardo solo le figure quando lei... ma lui è ambasciatore, console onorario, quindi quando andò in Cina non andò con la sua delegazione a fare un lavoro statale e quindi non andò a Pechino, perché quando si va andò a Shanghai a omaggiare chi? Gli imprenditori, qualche imprenditore che era a Shanghai, trascurando e neanche di striscio quello che è il governo cinese. Il governo cinese, fossi stato io al suo posto, avrei fatto uguale, in modo anche permaloso, lo ha tagliato fuori da ogni business vero. Bauli sono andati e cassoni sono tornati, perché così si dice nel Veneto, no? Ecco, detto questo, se la politica miope dei nostri governanti del passato, e mi auguro sia veramente finita una volta per tutte, perché ne abbiamo le tasche stracolme, cioè o cominciamo a fare le persone serie davvero, e quindi senza fare gli interessi personali, perché sono andati lì per fare gli interessi di pochissimi. L'Italia non si regge sugli interessi di pochissimi, ci vuole una redistribuzione del reddito che sia diffusa, finalmente sono diffusa. D'accordo con te, però in Italia esiste una situazione, faccio un esempio poi non parlo più fino al prossimo mese, ecco, in Italia esiste una società che si chiama Telecom Italia, per dire, che ha 30 miliardi di euro di debiti. Anche all'Italia. 30 miliardi di euro di debiti. Italiana? Ti spiego. 30 miliardi di euro. Quel signore che ha chiamato prima magari fa impianti, cosa ha detto? Fa impianti. Se lui va in banca a chiedere un fido di 15.000 euro non glielo danno. Esatto. Alla Telecom danno 30 miliardi di euro di scoperto. Sì, ma vi sembra una cosa concepibile? Ma adesso io dirò, ma i sindacati, che tu sei sindacalista mi pare di aver capito, e quando lei ha detto i sindacati ti ha segnato o aveva un lapsus oppure ma i sindacati, ma che cavolo fanno i sindacati? Quando aprono gli ipermercati a ogni 200 metri in questo nostro ridente nord-est, dove sono i sindacati? Quel signore di Belluno che non conosco, ma ha detto delle cose assolutamente sottoscrivibili. Aprono lì, dico Ikea perché io che è nata a Stoccolma forse per così mente l'Ikea, ma aprono il Lidl, quello che è, assume 10 persone, chiudono 20 negozi e lasciano a casa 30 famiglie, 40 famiglie.
Ma dove sono i sindacati che dovrebbero I essere sindaci la voce del popolo vero? Perché i governanti, mettiamo i governanti, fanno i cavoli loro, sono fuori dalla realtà. Zanonato fa il ministro dello sviluppo economico, è come se io facessi la pubblicità a Cesare Ragazzi, è la stessa cosa, è la stessa identica cosa. Voglio dire, vivono in un altro mondo, la loro realtà. vivono benissimo. Marziani, venusiani, gente che viene da un altro mondo, ma i sindacati e gente che vive di fianco a noi, dov'è che sono adesso? Io non ho più visto a Piazzale San Giovanni a Roma manifestazioni, ma non dico 3 milioni, basterebbero 300.000 persone, 30.000 persone, dov'è che sono? Dimmi, dov'è che sono? Le cariche poi politiche. Dov'è che sono? Ma tu hai trovato la settimana scorsa, è venuto nel Veneto il segretario della CISL, com'è che si chiama? Bonanni. Ha parlato, intervistato da tutte le TV, anche dalla vostra, io non ho capito niente, giuro, forse perché sono un po' tardo io di testa, ma non ho capito quello che diceva, parlava il peggior politichese del peggior politico, non ho capito niente, già abbassare le tasse perché c'è tasse alte, stanno facendo esperienza. Ma cos'è che dice sto qua? Dovrebbe essere il difensore dei lavoratori per definizione ed è uno che parla peggio del peggior politico. Nel prossimo listino ma non ce l'ho colui che fa. Non sento, è un lavoratore. Che lui è anche senza lavoro. Nel prossimo listino bloccato ci sarà il segretario che dici tu. Ma c'è sicuramente, ma è ovvio, no? Ma è sempre stato da 30 anni a sta parte. Dobbiamo andare in pubblicità. Pubblicità, perché sennò stiamo sforando i limiti umani. Ti cambia canale sindacalista.